Va ora in onda Liberamente, variazioni e scorribande con Giovanni Sallusti. Eccomi qua. Sono venuto a vedere lo strano effetto che fa la mia faccia nei vostri occhi e quanta gente ci sta. Buonasera a tutti e bentornati a Liberamente, variazioni e scorribande qui su Radio Libertà. Allora adesso voglio proprio vederli a dare del fascista a un laburista britannico. E il laburista britannico è il primo ministro del Regno Unito, Keir Starmer, e lor signori, gli animatori, diciamo, del mainstream italico, i progressisti che hanno ridotto, diciamo, la cultura complessa, variegata, impostata anzitutto attorno alla questione del lavoro della sinistra, a un mero abbecedario del wokismo, dal comunismo al luogo comunismo, diciamo, anzitutto immigrazionista, se fossero coerenti con loro stessi, domani dovremmo vedere prime pagine su quel fascista di Starmer, perché Starmer ha annunciato una stretta a 360 gradi rispetto ai flussi migratori verso il Regno Unito, una stretta nei metodi, nei modi, nelle priorità anche politiche. Insomma, ha rivendicato il diritto-dovere da parte di chi governa di gestire i flussi migratori e non limitarsi meramente a subirli. Andiamo nel dettaglio. Parlando a Downing Street, il premier britannico ha annunciato la creazione di un sistema di regole per contenere l'avanzata di stranieri, virgolette, in modo controllato, selettivo ed equo. Selettivo, Keir Starmer, leader della sinistra britannica, cioè da noi lo collocherebbero a destra di Starace, non di Storace, proprio di Starace, ha rivendicato l'obiettivo anche valoriale per cui la Gran Bretagna riprenderà il controllo delle frontiere, cioè quello che dalle nostre parti sostiene quel bieco sequestratore di uomini di Matteo Salvini, che si è rivelato ovviamente non essere tale, perché ricordiamo che l'accusa è caduta perché il fatto non sussiste, ma quelle sono posizioni di centrodestra, diciamo, senza inibizioni in Italia. Nel Regno Unito sull'immigrazione le rappresenta Keir Starmer. Ha contestato espressamente l'esperimento delle frontiere aperte dei precedenti governi, addirittura provando a scavalcare a destra i conservatori. In tutto questo c'è anche una strumentalità politica per contenere, diciamo, l'ascesa del partito di Nigel Farage? Ovviamente sì, ma voi ve lo immaginate, non dico la Schlein, poverina, ma un leader, diciamo, della sinistra nostrana avere questo coraggio sull'immigrazione fosse anche strumentale? No, non è in nessun mondo possibile, accadrebbe. E poi ancora, la migrazione fa parte della storia nazionale britannica, ha sottolineato Starmer, che è una storia, diciamo, coloniale, imperiale, quindi anche basata su quello, ma il problema, ha detto, è che rischiamo di diventare un'isola di estranei, non una nazione che cammina insieme. Cioè, ci dice Starmer, ci dice anche Starmer, buon ultimo, perché il centrodestra italiano lo dice da anni, la Lega in particolare lo dice da anni, Matteo Salvini lo dice da anni, ma comunque anche Starmer ci dice che il problema è l'immigrazione di massa fuori controllo, l'immigrazione come fenomeno patologico, non come dato fisiologico delle vicende umane, che rischia di minare le identità delle nazioni, dei paesi, dei popoli. Rischiamo di diventare un'isola di estranei, non una nazione che cammina insieme. Cioè, viene meno il concetto di camminare insieme. Non è ovviamente un problema di etnia, tantomeno di colore della pelle, di provenienza, è un problema che rischia di essere minato il cemento comune minimo di una comunità. Questo ci sta dicendo il premier britannico. E nella fattispecie le misure praticamente anzitutto raddoppieranno da 5 a 10 anni il periodo di tempo necessario prima di poter richiedere un permesso di soggiorno permanente, che è a sua volta il presupposto per ottenere la cittadinanza. Verranno inaspriti i requisiti linguistici,
Sarà previsto per la prima volta un test obbligatorio di conoscenza dell'inglese anche per familiari o persone a carico che accompagnino le persone migranti. Ci saranno anche nuove limitazioni per impedire che persone con laurea o mansioni specialistiche possano ottenere un posto di lavoro qualificato. L'obiettivo è impedire a monte che arrivino, visto che è più difficile, no, che ottengano un posto di lavoro qualificato. E insomma mettere una serie di provvedimenti politici legislativi per affrontare, gestendolo, un fenomeno che rischia di minare l'identità del Regno Unito e di renderla un'isola di estranei. Adesso vedetevela voi, non so come farete, ma a rigore, con la vostra logica, Keir Starmer, laburista britannico, dovete iscriverlo nel pantheon del nuovo fascismo. Tanti auguri per le contorsioni logiche che dovrete affrontare. Noi invece siamo sempre sulle nostre posizioni. L'immigrazione va gestita, non va subita, non c'è un astratto diritto a migrare, c'è un concreto diritto degli Stati-nazione di controllare le proprie frontiere. Se se ne è accorto anche un laburista britannico, gli diciamo da buon ultimo, ben arrivato, grazie a tutti, a domattina.